Ci troviamo a cavallo del confine nord-orientale tra Italia e Slovenia, precisamente sullo spartiacque tra Cosizza e Isonzo. È un punto di passaggio che apre la strada fino a Tolmino. E fu proprio qui che nel 1915 l'esercito italiano avviò le prime operazioni militari che diedero vita alla Prima Guerra Mondiale. Traccia di questi cruciali eventi si trova in una lettera che Francesco Barbiani, soldato italiano cividalese, classe 1883, 16ª compagnia, scriveva ai propri genitori da una località sopra Drenchia il 24 maggio 1915. Carissimi genitori, ore 10 ieri sera, dopo partito fratello Ivano, partiti anche noi. Ore 5, primi 2 colpi di cannone. Ore 6 e 10 minuti, fuoco nutrito di artiglieria. E noi siamo appostati in un bosco. Io sto bene, come intesi anche di voi. Non mandatemi niente. Ti saluto te e tutta la cara famiglia, che chissà se la rivedrò, però spero in Dio. Saluta tanto Niccoli e digli che sono già al fuoco. Saluta tutti i compagni e amici e un bacio a tutti di casa e tanti ai bambini e a Luigia. Digli che si dia coraggio, insomma, un bacio a tutti. Se non ritornerò, ti raccomando di istruire i bambini. Addio. Non posso andare avanti perché ci tocca andare avanti. Addio. Sono i primi momenti della Grande Guerra. Il nostro viaggio nel tempo oggi inizia da qui, dal Monte Kolowrat. Il 24 maggio 1915 perdeva la vita Riccardo Giusto, primo caduto italiano della Grande Guerra. Pochi mesi dopo, il 31 luglio 1915, cadeva anche Francesco Barbiani, che abbiamo conosciuto tramite la sua lettera. Stesso territorio, un destino comune. La fornace della guerra. Buongiorno. Buongiorno. Siamo in compagnia del professor Matteo Ermacora, docente di storia contemporanea, che ci aiuterà a capire come fu possibile in queste terre di confine attraversate dalla guerra di trincea ricordare i soldati caduti e affrontare il lutto. Sì, come vedi Emma, questo territorio è segnato da innumerevoli tracce della guerra, opere militari, trincee, ma anche cippi che ci segnalano fatti d'arme e i soldati caduti. Durante la guerra i soldati uccisi venivano sepolti in piccoli cimiteri improvvisati vicino alle zone di combattimento. Si trattava molto spesso di corpi anonimi, in quanto sfracellati dalle artiglierie oppure trovati dispersi nella terra di nessuno. Fu solo nell'immediato dopoguerra che si pose la questione di dare una degna sepoltura ai caduti e commemorarne il sacrificio. Proviamo a fare un viaggio nel tempo attraverso i luoghi della memoria? Certo, basta pensare che il territorio friulano durante la Prima Guerra Mondiale ospitò circa 1,5 milioni di soldati italiani. Territorio che diventò un'immensa retrovia, ma anche, con i fatti di Caporetto dell'ottobre del 1917, un vero e proprio campo di battaglia in cui gli eserciti attraversarono questo territorio. Nell'ultimo anno di guerra, invece, la popolazione friulana dovette subire un durissimo regime di occupazione austro-germanico fino alla definitiva liberazione del novembre del 1918. Nel 1919 venne istituito il Comitato Onoranze Salve Caduti di Guerra, che aveva il compito di individuare i cimiteri di guerra, traslare le salme e infine dare un'identità ai caduti. Nel territorio del fronte vennero individuati circa 2800 cimiteri di guerra, circa 200 in Friuli e oltre un migliaio di tombe di soldati. La Grande Guerra, evento epocale, mobilitava quindi la popolazione anche nella commemorazione del sacrificio dei soldati.
che vedete alle mie spalle è il cippo dedicato a Riccardo Giusto, giovane alpino di Udine e primo caduto italiano della Grande Guerra. Siamo in compagnia di Claudio Zanier, buongiorno, studioso della Grande Guerra in Friuli, che ci aiuterà a capire il contesto in cui questo monumento fu eretto. La genesi di questo monumento risale a Milano, dove un comitato fu costituito proprio all'inizio della guerra per onorare il primo caduto. Le esigenze di una guerra che si pensava breve in realtà superarono questa necessità e tutto si fermò fino alla fine della guerra, quando questo comitato si rivolse ai genitori di Riccardo Giusto, propose la posa di una lapide nella casa natia. Alla lapide seguì poi la posa di questo monumento negli anni 30 a cura dell'Associazione Nazionale Alpini. Possiamo partire da qui per ricostruire come iniziò la rielaborazione del lutto? È molto più facile rielaborare in un piccolo paese dove le comunità sono piccole, sono strette e hanno un senso di appartenenza molto forte, per cui i piccoli comitati hanno cominciato da subito a costruire qualcosa che potesse aiutare chi aveva questi caduti a giustificare la morte e la perdita dei loro cari. Nelle grandi città la cosa è un po' più complessa, si costruiscono monumenti più grandi, tutta una serie di strutture che doveva ricordare, doveva in qualche modo giustificare il sacrificio di quasi 700.000 soldati. Dai luoghi dove cadde Riccardo Giusto ci spostiamo ora a Re di Puglia per scoprire una nuova dimensione della commemorazione dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Stiamo entrando in uno dei luoghi che in modo più monumentale preserva la memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Questo sacrario fu eretto su progetto dell'architetto Giovanni Greppi e dello scultore Giannino Castiglioni e inaugurato da Benito Mussolini nel 1938. Il nostro viaggio nel tempo continua da Re di Puglia, sacrario che custodisce 100.187 salme dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Ci ha accolto nel sacrario di Re di Puglia il tenente colonnello Fioretti, direttore appunto del sacrario, a cui voglio chiedere, questo luogo è molto importante e molto simbolico, soprattutto per le forze armate. Voi come tenete viva la memoria dei caduti? L'Ufficio Tutela della Cultura, della Memoria e della Difesa intende ricordare i propri caduti dando le informazioni necessarie a quelli che sono i parenti che vengono a ricercare ancora oggi i caduti in siti come questo di Re di Puglia. E noi cerchiamo di dare delle informazioni in merito ai luoghi di sepoltura, ai luoghi di morte, ai luoghi dove sono stati feriti, dove sono stati curati. È diciamo un modo come un altro per mantenere quello che è stato il pellegrinaggio negli Alpi negli anni 20, negli anni 30, quando in questi luoghi venivano decine di migliaia di persone proprio a ricordare i propri parenti, i propri avi che qui avevano lasciato la vita. Ci raggiunge invece adesso il professor Fabio Todero dell'Istituto per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea in Friuli Venezia Giulia, che ringrazio. Ci può raccontare il percorso storico che ha portato alla realizzazione di questo mausoleo? Il primo cimitero militare di Re di Puglia, quello appunto che sorgeva sul Colle Sant'Elia, oggi un parco delle rimembranze, venne inaugurato il 24 maggio del 1923 e naturalmente il clima politico era cambiato rispetto all'origine dei lavori relativi alla nascita di quel sito. Le opere del primo cimitero andavano per forza di cose degradando, si trattava di oggetti metallici che risentivano dell'influenza degli effetti atmosferici, ma soprattutto il fatto è che negli anni 30 viene avviata una politica monumentale di natura molto diversa. Ecco, pare che a Mussolini non piacessero i cimiteri che lui definiva piagnoni. In realtà il cimitero di Sant'Elia aveva una grossa dose di pietà, proprio per questo anche molto amato e frequentato dai parenti. E si passa alla realizzazione di grandi opere monumentali lungo tutta la linea del fronte, quindi dal Passo del Tonale fino a Caporetto. Tra le opere che vengono realizzate, la più imponente è sicuramente questa, appunto, del Sacrario di Re di Puglia. Lo sappiamo, ospita circa 100.000 caduti e di questi la maggioranza, più o meno 60.000, sono rimasti senza nome. E quindi siamo passati dalle gavette, dagli oggetti personali a questa scritta ripetuta presente.
Vuole spiegarci cosa significa? Direi che ha un doppio significato. Da una parte rimanda alle scelte che erano state fatte per la realizzazione del sacrario ai caduti della rivoluzione fascista del 1932 e quindi richiamava un po' la ritualità consueta alle squadre d'azione fascista. Dall'altra però ricordiamo anche che per un militare la parola presente ha un significato preciso, naturalmente, l'appello che viene fatto ogni giorno. E in questo caso vediamo nel colpo d'occhio che ci offre il sacrario questo immenso esercito di caduti situato davanti alle tombe dei generali e del comandante della Terza Armata, il Duca d'Aosta, pronti ancora a rispondere all'appello e a scendere di nuovo in combattimento. Proprio per l'imponenza dei numeri, il monumento di Re di Puglia divenne noto come Sacrario dei 100.000. Di queste 100.000 salme, però, solo 39.857 ricevettero un'effettiva identificazione. Le altre rimasero ignote. Fra le salme che ricevettero un'identificazione c'è quella di Margherita Kaiser Parodi, infermiera volontaria durante la Prima Guerra Mondiale, medaglia di bronzo e unica donna sepolta qui. Prima di concludere il nostro breve viaggio nel tempo, vi invito ad esplorare i numerosi altri luoghi che raccontano la storia della Prima Guerra Mondiale in Friuli Venezia Giulia.